Bentornato in questa lezione di trauma, stress e sintomi persistenti. Se sei qui probabilmente stai soffrendo da dolori o vari sintomi come magari fatica cronica, emicrania, dolore alla schiena, dolore al collo. Non hai risolto ancora questo problema e vuoi capire come lo stress, in base a quello che sai e sappiamo con la nostra neuroscienza, come lo stress e i traumi passati vanno a influenzare il nostro sistema nervoso e come quindi tu possa aver, diciamo, assorbito o memorizzato varie problematiche corporee. Questo lavoro che ti faccio vedere oggi con queste diapositive è basato su quello di Stephen Porges, che è un ricercatore a livello mondiale. Ho imparato tantissimo dai suoi libri, dal suo lavoro e ho quindi messo a disposizione tutte le sue informazioni che ho preso verso i miei pazienti clienti che soffrono di dolori persistenti. E il mio lavoro appunto è quello di aiutare persone che soffrono da dolori cronici. La parola cronico non è un qualcosa che mi piace, diciamo, dire perché sembra che non dovranno passare mai. In realtà ci sono le soluzioni. Esiste una soluzione anche adesso basata sulla neuroscienza che ci dice come riorganizzare, come rielaborare e quindi andare a ricablare, tra virgolette, il nostro cervello o sistema nervoso centrale per estinguere i sintomi cronici. Questa lezione è veramente di fondamentale importanza, non te la perdere, non so quanto durerà perché non ho preparato nulla a livello tempistico, ma più a informazioni. Ti darò delle informazioni che ti aiuteranno quindi a trovare delle soluzioni, una soluzione mirata per la tua problematica, visto che probabilmente se sei qui tutte le soluzioni convenzionali non ti sono state di aiuto o poco aiuto. Andiamo quindi sulle diapositive. Innanzitutto, che cos'è il trauma? Il trauma è una violazione di fiducia che il corpo rivolge verso di te o rivolge verso il cervello. Eh, Te la faccio più semplice. Il trauma è un'esperienza che è stata memorizzata a livello neurofisiologico, quindi nel cervello, nei tuoi neuroni in tutta la parte del corpo, non solo quindi nel cervello, e questa sorta di memorizzazione è messa, è stata assorbita perché non vuole, ovviamente, che il nostro corpo vada a riavere lo stesso problema in futuro. Quindi è andato in protezione, c'è una mancanza di fiducia adesso sull'esporsi in modo rilassato, se vogliamo aperto a tutti gli eventi della nostra vita. Anche quindi, ehm, esempio, stare seduto su una sedia per qualcuno può essere difficile. Perché magari si soffre di dolori al coccige, si soffre di dolori pelvici e quindi il trauma passato, un evento magari non solo fisico ma emotivo, qui vediamo, va a mettere in protezione una o più parti del nostro corpo. Quindi il trauma può essere sia emotivo che può essere fisico e qui infatti vedi che ci si divide in due. Le diapositive sono in inglese, però non ti preoccupare perché vado a tradurtele. La parte emotiva è, diciamo, la più prevalente nei traumi. Molti dei miei pazienti soffrono di traumi emotivi, magari è mancato un familiare, è mancato una persona cara e dopo mesi arriva il problema fisico. Magari dolore alla schiena, magari emicrania, magari altre problematiche, magari di ansia. E qua infatti vettiamo tutti e due e non si può veramente distinguere più che cos'è il corpo e cos'è la mente, ok? E non è giusto secondo me dividerli e qui capiamo poi nelle prossime diapositive perché. Andiamo avanti. Trama nel cervello. Ok, questa diapositiva ti fa vedere insomma tre aree del nostro cervello dove
vanno a disregolarsi dopo questo trauma. Il trauma può essere anche non solo un evento, ma una successione anche di eventi. Può essere che siano arrivati già da bambini, da bambino, nell'adolescenza e si sono andati poi a accumulare nel corso degli anni. La maggior parte delle persone ha dei traumi, la maggior parte della nostra popolazione ha dei traumi, chi di più, chi di meno, ok? Qualcuno lo va a riversare sul corpo attraverso dei dolori, qualcuno lo va a riversare magari sull'ansia, ok? Questo è di immenso valore per tutti, questo lavoro che stai vedendo adesso, perché nessuno veramente è esente o comunque è un'eccezione in questo. Quindi ci sono tre aree: il limbic system, il sistema limbico, che è molto più centrale nel cervello, diciamo più deep, più inserito all'interno del cervello, la parte prefrontale, la corteccia di fronte, e il brainstem, la parte, diciamo, base del nostro cervello. Quindi queste tre aree, che ognuna ha diverse funzioni, ad esempio la parte limbica è quella responsabile delle emozioni, o di vedere se c'è un problema all'interno, cioè se c'è un problema all'esterno di te. All'interno c'è un'altra area che si chiama amigdala che va, diciamo, a lampeggiare, va a attivarsi quando c'è un immediato pericolo. La corteccia prefrontale è quella responsabile delle nostre funzioni cognitive, problem solving, eh, fare del planning, ok? Quindi questa si vede che nelle problematiche di chi soffre di dolori persistenti o sistemi nervosi ipersensibili, questa parte qua non funziona molto bene, viene anzi decrementata di attività. Ecco perché molte delle persone non riescono a memorizzare nuove informazioni quando sono in particolari momenti di stress o magari fare del planning o prendere delle decisioni. La parte di brainstem, che è l'ultima, questa in basso, controlla la nostra regolazione della temperatura, come dormiamo, come mangiamo, quindi la digestione. Capiamo che questi tre, in base alle nostre ricerche scientifiche della neuroscienza, questi tre punti, questi posti del nostro cervello vanno in disregolazione attraverso appunto dei traumi, ok? O dei periodi altamente stressanti. I segni di disregolazione del sistema nervoso sono principalmente ansia cronica, ipersensibilità al suono, eh, problematiche di insonnia, quindi digestivi, mood disregolati, dolore cronico, fatica e difficoltà di concentrazione. Questi sono ovviamente i principali sintomi, ma ce ne sono veramente tanti, tanti altri che potrebbero essere inseriti. Questi sono i più, diciamo, diffusi. Quando diciamo chronic pain, quindi dolore cronico, può essere ovunque. Molte delle persone mi diranno, ma io soffro alla cervicale. Un altro dice, io soffro alla mal di schiena. Tutte e due sono dati da un sistema nervoso disregolato. Diciamo che la maggior parte lo è. Ok, non è importante dove senti il dolore, se tutte le, diciamo, visite mediche hanno escluso una problematica grave, molto probabilmente tu soffri di un dolore che si chiama nociplastico. Nel mio canale, infatti, tratto proprio di questo. Ok, sistema nervoso autonomo, devi capire come è fatto. Non andiamo troppo nel dettaglio, però diciamo che a grandi linee devi vedere che ci sono due parti del sistema nervoso autonomo. Uno che si chiama parasimpatico, l'altro simpatico, che simpatico in realtà, diciamo, non è. Simpatico, guardano come due, diciamo, divisioni, una parasimpatica che amministrata dal famoso vagus nerve, nervo vagale, nervo vago, che in realtà poi vedremo che in realtà sono due, eh, e il parasimpatico è quello che amministra lo stress, amministra, scusami, la parte di pace, la parte di relax, dovrebbe rilassare, se è tonificata, se è attivata, questo vagus nerve dovrebbe andare a portarci calma.
L'altra parte, quindi il simpatico, nella parte di sistema nervoso simpatico, ha tutta un'altra serie di nervi che possono essere anche collegati, questi organi, non nervi, possono essere collegati anche al vagus nerve, ma hanno differenti radici. Questa parte simpatica è quella che è legata allo stress, quindi il sistema nervoso può andare a switchare tra attivazione in stress, che può essere anche benefico, ad esempio un'attività fisica, oppure parasimpatico in peace, in pace, in relax, no? Quando stai sul divano che stai parlando con dei tuoi amici, sei in relax e quindi il vagus nerve è attivato, sta lavorando. Ovviamente questi switch non sono on e off, cioè non è che vai tutto sul simpatico o tutto sul parasimpatico, è sempre una questione di bilanciamento, ok? Ed è normale che noi rimaniamo sempre bilanciati, ok? E riusciamo a switchare in base alla situazione in modo efficiente e efficace. Nei sistemi nervosi ipersensibili c'è una attivazione più del sistema simpatico, questo di destra. Infatti vedrai che ci sono delle problematiche che si vanno a creare dal punto di vista cardiovascolare, magari delle palpitazioni, un'accelerazione del palpito, ehm, magari ci sono una problematica di digestione, infatti vediamo qua nel solar plexus che c'è tutta una questione di metabolismo qua che si va a disregolare, una problematica quindi di cortisolo, che è un ormone che viene pompato immediatamente subito a grandi quantità sul nostro sistema cardiovascolare, un'inibizione insomma del bladder, della parte di vescica, infatti molte persone che soffrono di dolori persistenti hanno anche questa urgenza di andare a far pipì molto spesso perché questa parte simpatica del nostro sistema nervoso autonomo è attivata frequentemente. Capirai nelle prossime diapositive ancora più informazioni sul come fare poi a capire se si è da una parte o dall'altra. I nervi vaghi e funzione. Prima ti ho detto nella precedente diapositiva che i nervi, c'è un nervo vago qua in realtà. In realtà sono due. E perché è importante andare a differenziare? Perché se andiamo a vedere questi due, sono dorsale, quindi dorsale e dorso, eh, dorso sta dietro, ventrale sta davanti e poi c'è in mezzo il sistema nervoso simpatico. Ok? Quindi questa parte qua, 1, se andiamo a vedere il freeze, che è appunto quella che va ad amministrare i momenti in cui noi siamo disassociati, i momenti in cui siamo immobilizzati da una problematica. Pensa per esempio a un incidente stradale o un trauma emotivo molto forte che va a dissociare da dove ti trovi, no? Non riesci a capire cos'è che sta succedendo, sei in freeze, in congelamento. E questa vedi che va su tutti gli organi, vedi quello rosso, il numero 1, che parte sempre dalle radici del cervello, quindi craniali, si va a portare su tutti gli organi e va ovviamente a disattivarli o attivarli a dovere per portarti in una modalità di congelamento. Questo è il trauma, veramente inizia da lì. E la parte 2, simpatetico nervoso, c'è un'attivazione, ovviamente pensa a un trauma e devi andare poi a reagire. Ecco che lì c'è il fight or flight, quello di andare a combattere o a fuggire alla preda, al problema. Sei tu la preda in realtà. E quindi vai a fuggire e tutta questa parte del midollo spinale ovviamente si attiva per portarti attivazione ai muscoli e portarti via dal problema. E poi c'è la parte 3, quella di relax, il ventrale, quindi quello ventrale, il nervus vago ventrale è quello che ti porta al senso di sicurezza, al senso di connessione con gli altri. È molto verso questa parte, quindi frontale, ventre,
è la parte pensiamo sia del trigemino, no? Quella quindi frontale della parte della mascella, che va a innervarsi sul viso. Ok, quindi tutti pensano, ok, vado a modificare, a tonificare il nervo vago con degli esercizi e quindi va bene, no? Sì, va bene se è quella parte ventrale, se invece la parte, diciamo, dorsale è quella di qua davanti, non va bene, quindi ecco che lì bisogna capire che i nervi vaghi sono due e che non sono tutti legati a un qualcosa di positivo, ok? Necessariamente. Questo non so quanto ti possa servire nel tuo trattamento, ma è importante che tu veda questa diapositiva. Sempre meglio sapere che non sapere. Quindi i nervi vaghi in azione. Cosa succede quando siamo in un problema di trauma o di stress forte e non solo forte, ma prolungato? Noi arriviamo a qua, arriviamo dall'inizio di questa grande curva, grande wave, questa onda, dove entriamo in questi stati di iperallerta gradualmente, passando dal verde al rosso, simpatico, al dorsale, il freeze. E il verde dovrebbe essere quello dove siamo presenti nel momento presente, siamo rilassati, siamo focalizzati in quello che stiamo facendo, siamo curiosi, siamo aperti, non c'è un problema, ok? Come probabilmente tu sia, probabilmente adesso, stai cercando di memorizzare quello che ti sto per dire, il tuo sistema digestivo è ottimale, il livello di ossitocina, circolazione sanguigna è ok, il tuo sistema immunitario è ok, bilanciato, e sei quindi resistente a infezioni, insomma, tutta questa parte positiva è incrementata, ok? Cos'è che è decrementata la parte difensiva? Non stai cercando di difenderti da nulla, ma neanche da dei pensieri negativi, ok? Quando arriva un problema, poi arrivi al verde, a questo rosso in mezzo. Quindi inizia un po' di panico, inizia un po' di paura, di ansia, preoccupazione, frustrazione, irritamento, rabbia. Lì qualcosa è successo. Quindi cosa va a incrementarsi in questo spazio rosso? È quella del sistema sanguigno. Blood pressure, quindi inizia ad aumentare, il cuore inizia veramente a pompare molto forte, l'adrenalina inizia ad essere rilasciata nel nostro sangue, e le pupille si dilatano e questo si va, quindi sono cose che si incrementano. Quello che si decrementa in questo stato è l'insulina. L'insulina che dovrebbe essere rilasciata dal pancreas, che va a prendere lo zucchero nel sangue per poi portarlo in azione, portarlo a essere bruciato attraverso appunto i muscoli e tutto il resto. Ma qui capiamo che l'insulina non sta lavorando, si sta decrementando, ok? Ora, senza tornare a andare troppo sulla parte ormonale, c'è una problematica di immunorisposta. Eh, Qua si è più aperti ad infezioni, si è più aperti a virus. Poi c'è tutta la parte, se andiamo ancora più avanti, per un periodo molto più lungo di stress, andiamo la zona di freeze, dove abbiamo eliminato, siamo esausti, non abbiamo più energia, siamo diventati depressi, e il nostro sistema è molto, molto intelligente, quindi per evitare che non abbiamo veramente più energia neanche per vivere, va a decrementare l'uso di questa energia attraverso appunto questi stati emotivi, come quelli di appunto depressione o dissociazione. Questa parte qui, blu, è quella che viene, diciamo, amministrata dalla parte del nostro nervo vago dorsale, ok? Quella parte retro, dorso. Ecco perché era importante dividere questi vagale e dorsale. Questa è una onda che dovrebbe andare giù normalmente da sola, in modo naturale, ma
se il trauma è stato molto forte, abbiamo dei periodi stressanti molto lunghi, può essere che questa parte rossa e blu rimanga sempre lì, su e giù, e non arriviamo neanche quasi mai sulla parte di social engagement, quella parte ventrale del vago, no? Quando siamo rilassati, quando siamo tranquilli. E noi dobbiamo arrivare lì con questa terapia che andrò a diffondere con questo video. Voglio farti capire che le emozioni negative e dolore fisico per il nostro cervello non sono una differenza, quindi tutto quello che è emozione negativa viene registrata e attivata nello stesso modo che attraverso un dolore fisico. Quindi se vai a sbattere contro il termosifone con il tuo stinco col piede e senti del dolore e vengono attivate delle varie parti del nostro cervello. La stessa cosa avviene quando sentiamo delle emozioni negative, un trauma, per esempio, emotivo. Senti magari un diverso tipo di dolore, ma per il cervello è la stessa cosa. Il cervello è dolore persistente. Guardiamo qui l'evoluzione di un cervello che soffre, quindi che va verso il dolore persistente, quindi cronico, c'è un'ipersensibilità del sistema nervoso centrale, quindi il cervello. Lo stimolo va verso tutte le parti del nostro cervello, il nostro cervello diventa sempre più sensibile fino a che non va a centralizzare il dolore, ovvero va a memorizzarlo. Tutto viene memorizzato come un problema. Anche un piccolo tocco nella zona delle spalle o varie zone del nostro corpo vengono visti come, sentiti come dolorosi, perché appunto il cervello è talmente ipersensibile che per lui qualsiasi cosa può essere un problema. È vero per lui. Potrebbe essere qualcosa da cui o fuggire o evadere. Tre sistemi che si influenzano. Molte persone soffrono di varie problematiche, non solo di dolori persistenti, magari anche di problematiche ormonali e magari anche di problematiche immunitarie. Ecco perché molti dei sistemi nervosi ipersensibili vanno poi a crearsi tutta una serie di altri sintomi. Non è mai solo il dolore, ci può essere l'ansia, ci può essere l'insonnia, ci può essere problemi digestivi, non è mai solo un problema, ok? E questo probabilmente tu lo stai notando. Ok, questa è un'altra diapositiva per farti capire un attimo come il nostro sistema nervoso funziona. Te l'avevo fatto vedere, insomma, in questa piccola diapositiva con i tre colori, però qui a sinistra, secondo me, è quella che ho visto più completa in internet, dove ci sono tre stati del nostro sistema nervoso autonomo. Quello in mobilizzazione, quindi che va a cercare di portare questa mobilizzazione, questa energia che ci serve per correre, per andare via, per scappare, ok? E questo è uno stato. Poi c'è quello stato di mobilizzazione, che può essere positivo o negativo, cioè tutti questi tre stati possono essere positivi o negativi. Cioè cosa vuol dire? Che se ci spostiamo, siamo in mobilizzazione, perché probabilmente stiamo facendo dello sport, oppure in realtà il nostro sistema nervoso è in ansia e sta cercando di combattere o fuggire da una problematica emotiva, ok? Quindi che per lui, ti ho detto, non fa differenza tra reale o finzione, cioè per lui una problematica emotiva a cui lui deve fuggire, il cervello, è la stessa mobilizzazione che avviene dal punto di vista neurofisiologico all'interno se devi fare una corsa. Ok? Però ovviamente non c'è bisogno di spendere tutta quell'energia se sei in ansia perché lui non lo sa, cioè lui non sa che stai correndo, lui non sa che sei in ansia, per lui è uguale. L'immobilizzazione, questa parte di sinistra, parasimpatico, è quella che dovrebbe essere positiva perché
ovviamente dovremmo rilassarci sopra un divano, dormire, guardare un film, sentire della musica. Ehm, Questo dovrebbe essere una cosa positiva perché va a ricaricare le nostre cellule, ma può essere anche negativa perché siamo esausti, non siamo più, non possiamo più andare a far niente perché siamo esausti. E questo avviene appunto da condizioni emotive di dolori cronici, di stress cronico. E poi c'è l'altra, il rilassato, che è differente dall'immobilizzato. Il rilassato è quella che mantiene un battito cardiaco bilanciato e che si va a associare con gli stati di rilassamento, curiosi, creativi, dove sei magari in un contesto sociale con degli amici, un gruppo, al cinema, ok? Questi sono tre stati, possono essere sia positivi che negativi. Lo stato rilassato è principalmente positivo. Questi bisognerebbe averli bilanciati tutti e tre. Questo un altro grafico che penso ti abbia già descritto abbastanza bene prima, spero. Quindi ci sono dei miti e fatti rispetto che tu devi sapere su quelle problematiche, esempio dolori alla schiena o esempio dolori al coccige, dolori all'osso sacro, dolori alla cervicale, quindi quelli i muscoloscheletrici sto parlando. E questo mito è in particolare molto molto diffuso perché ancora ci sono medici che sostengono, principalmente ortopedici e fisiatri, che sostengono che una problematica di ernia o di scopatia crea sempre dolore. In realtà la maggior parte delle persone ha una problematica di ernia e di scopatia, ma non sente assolutamente dolore. Il problema è che tutti quelli che vanno a farsi una risonanza magnetica sentono dolore. E quanti di noi hanno fatto delle risonanze magnetiche magari eh, ad un ginocchio che faceva male e l'altro ginocchio non faceva male, ovviamente non fai la risonanza all'altro che non fa male e quindi tu non sai che in realtà non è una problematica di ginocchio, ma è una problematica di sistema nervoso. E lì da una risonanza magnetica questo non lo si può vedere. Ovviamente quello che si può vedere è se c'è un tumore, se c'è una frattura. Allora lì è importante fare una risonanza magnetica per escludere problematiche gravi, ma non per includere una problematica di dolore. Allineamenti o interventi chirurgici trattano il dolore. Questo ovviamente nei dolori cronici lo sconsiglio perché non abbiamo evidenze scientifiche che ci dicano che un dolore cervicale, per esempio, sia trattato attraverso un intervento chirurgico, a meno che non ci siano stati dei traumi, per esempio incidenti stradali o infortuni gravi, dove c'è ovviamente si va a toccare il modello spinale. Nella maggior parte dei miei pazienti, anzi quasi direi la totalità perché io non tratto dolori cronici diciamo a livello grave, come quelli da midollo spinale, e quindi non c'è bisogno di trattamento, anche perché nelle evidenze ci dicono che non serve o che non danno un beneficio ulteriore. Anzi, è un grande rischio. Un altro problema è che si dice, questo dal professionista, non muoverti se senti dolore, quindi in realtà questo è un problema, perché meno ci muoviamo, meno tolleranza diamo al nostro sistema. Qui vedi in questa immagine che il dolore in realtà è un meccanismo di protezione. Quindi quando c'è una tolleranza che è alta, ad esempio in questa montagna, ovviamente il dolore non ti fa arrivare al limite, ti fa arrivare in base alla tua tolleranza, perché lui ti protegge prima. Quindi quando noi non ci muoviamo, stiamo abbassando la nostra tolleranza al dolore. Tu dirai, ma io sento sempre dolore, quindi ciò cosa vuol dire? Che la tua tolleranza è molto bassa. E tu dirai no, in realtà io ho una tolleranza molto alta, no, questo in realtà non è così.
Non è così. La tolleranza è molto bassa, il nostro trattamento mira a aumentare quella tolleranza. Il tempo di guarigione da infortunio. Per le persone che hanno sofferto di un infortunio, magari la schiena, magari alla cervicale, idealmente entro i 3 mesi ogni infortunio va a risolversi in modo naturale. Quindi qui infatti vedi che c'è l'infortunio, aspetta che alzo questo, il livello di dolore da 0 a 10 e qua c'è il tempo. C'è una onda che dura 3 mesi circa e normalmente entro questi 3 mesi il dolore si riduce e anche il tessuto muscolare, tendineo, osseo va a, diciamo, rigenerarsi. Quando diventa cronico è perché il sistema nervoso centrale va a dare molta ipersensibilità in quella parte del corpo. Ciò non vuol dire che il tuo tessuto muscolare tendineo non sia sano, ma vuol dire che semplicemente non, è ancora sensibile. Magari è sano, c'è stata una calcificazione dell'osso, ma sente ancora dolore. Cosa succede? Bisogna desensitizzare, in poche parole, portare sensibilità in basso, più bassa in quella zona, attraverso appunto delle terapie che tra pochissimo ti dirò. Trattamento dopo un infortunio, quindi se prima avevi poca tolleranza, ok? Ora, dopo l'infortunio, quella tolleranza dovrebbe essere diversa. Quindi la tua protezione del cervello dovrebbe essere diversa. Ok? Tutto là. È una questione di tolleranza, non di quanto è danneggiato il tuo sistema. Nel percorso di riabilitazione, questo avviene molto spesso, infatti è importante dirlo anche qua, che ci sono i flare-up, vuol dire delle ricadute. Ovviamente è un percorso altalenante che va a avere delle piccole ricadute durante il tempo. Ciò non vuol dire che se c'è la ricaduta tu non stai guarendo. C'è una ricaduta, è più bassa di intensità, ma è comunque più bassa. Più avanti andiamo con il trattamento e più queste ricadute saranno più brevi e meno intense. Il recupero dell'attività fisica, quindi idealmente in un sistema nervoso ipersensibile, quando andiamo ad attivare il sistema nervoso simpatico, ok? E lo attiviamo attraverso appunto il movimento fisico, c'è una un graduale miglioramento della funzione motoria. Lasciamo perdere in questo caso il dolore, perché ti avevo detto che appunto il dolore ci può ancora essere, ma lo dobbiamo adattare alla nostra funzione. Quindi non sempre quando il dolore è alto vuol dire che dobbiamo fermarci, ma vuol dire semplicemente che il nostro sistema nervoso in quel momento è andato in su sovra ipersensibilità. Quindi c'è una graduale miglioramento dell'attività fisica, quindi eh, step by step, ok? Il trattamento mente-corpo in questi casi di dolori persistenti o ipersensibilità a livello del sistema nervoso deve essere di tre tipologie. Il bottom up, quindi dal basso verso l'altro, cioè questo vuol dire che dobbiamo lavorare dal corpo verso il cervello attraverso appunto diete, esercizio fisico, igiene del sonno, ok? E parte ormonale che ovviamente bisogna avere in mente nelle problematiche molto complesse, per esempio una persona che soffre di fatica cronica, è molto importante capire se la parte ormonale, in particolare l'insulina, sta lavorando bene e si può fare attraverso dei test semplici di analisi del sangue. Quindi questa parte di terapia, la bottom up, è quella che io insegno da fisioterapista, in particolare con appunto l'esercizio fisico, la respirazione,
ok? Per esempio questa. E poi c'è la top down, quindi la mente-corpo, perché prima era corpo-mente, adesso mente-corpo. Cioè, cosa vuol dire? Che è la parte più di psicoterapia, più relativa alle emozioni, al mindset, ma anche a quella dell'educazione, alle nostre credenze. Tutta quella che stai facendo adesso è top down, cioè tu stai imparando a capire che ci sono delle emozioni, i traumi e le credenze che vanno a influenzare un dolore. Quindi, ovviamente, bisogna lavorare anche su questo. E poi c'è tutta l'altra parte, outside, quindi quella che arriva da fuori del tuo corpo, che è ovviamente la parte del terapista, il supporto sociale, i tuoi familiari, i tuoi amici. ehm, Ovviamente c'è la natura, ok? Quindi tutto questo si instaura in un trattamento unico, che deve essere in un trattamento unico. Il percorso Neurobalance che io offro appunto ha questi principi olistici di portare tutto quello che ti serve attraverso il metabolismo, attraverso una nutrizione antinfiammatoria. Non vuol dire che devi fare una nutrizione antinfiammatoria per tornare a stare bene, ma è di supporto. L'esercizio fisico graduale, la meditazione e l'autoipnosi per riportare in modalità sicurezza il tuo sistema nervoso centrale, una parte appunto relativa allo stress con la psicoterapia BVRT, che non è talk therapy, è una psicoterapia molto mirata al riallineamento e al riequilibrio dal punto di vista neuronale, quindi se hai pensieri ossessivi, ansia cronica, preoccupazioni mirate a un particolare topic, la psicoterapia BVRT che noi offriamo è proprio per quella. La scrittura terapeutica, c'è della parte di omeopatia, non per tutti. Ora, ovviamente tutto quello che vedi adesso è il neurobalance dal punto di vista ottimale, ok? Ovviamente abbastanza dispendioso sia di tempo che monetario, non tutti hanno bisogno di far tutto, ok? Che magari ti sta spaventando, ma sicuramente alcuni di questi aspetti sono presenti in ogni nostra terapia. Esempio, educazione c'è sempre, la meditazione c'è sempre, la parte di stress c'è sempre. Ehm, e poi ci sono ovviamente delle indicazioni, magari sul metabolismo, sul sonno, ma non andiamo magari a fare un trattamento mirato sul metabolismo e basta, ok? A meno che non ci sia della fatica cronica o problematiche di diverso tipo. Se soffri di dolori persistenti al collo, alla schiena, molte di queste cose magari dovrai farle al 50%, ok? Semplicemente avrai bisogno di meno di altri. Però tutto è di supporto. Ti ho dato tante informazioni, se vuoi andare a far tu un po' di analisi, un po' di educazione in modo autonomo, ti consiglio di andare a ordinare il mio libro Il potere della consapevolezza, che adesso è scaricabile su Amazon, e di leggerti il libro del dottor Sarno, Curare la mente e guarire il dolore, perché molto del trattamento che oggi si fa dal punto di vista mind body, mente e corpo, arriva da questo fisiatra che nel 1960, circa 70, aveva capito che le emozioni represse, il trauma, o comunque lo stress, va a creare delle problematiche, malattie, dolori persistenti, anche muscoloscheletrici, ok? Quindi molte persone che soffrono di artrosi, in realtà quell'artrosi non è relativa a una problematica fisica unicamente, ma una problematica anche emotiva, anche psicologica. Ciò non vuol dire che non ci sia nulla nel corpo, c'è una microinfiammazione, microcontrazione, ma data da un sistema nervoso ipersensibile. Spero che questo video ti abbia dato un po' più di cose eh, su cui lavorare. Nel link in descrizione ti metto magari il link dei due libri, ti metto magari il link anche di Steven Porge per capire in più se sei già un terapista, magari sei un professionista sanitario, su dove andarti a informare per progredire in questo percorso. Se invece vuoi candidarti al Neurobalance, un percorso multidisciplinare
puoi farlo attraverso appunto il link in descrizione che andrai sul mio sito e vedrai altre informazioni. Ok, se hai domande in particolare mettimele nei commenti perché veramente le leggo tutte, e i commenti li leggo tutti e mi danno anche una mano per capire cos'è che dovrei portare nel canale in più. Sono anche fondatore del podcast Neurobalance, quindi guarda nei commenti perché ci sono anche testimonianze di persone che hanno già fatto questo Neurobalance con me o senza di me, perché si può fare anche direttamente poi tutto in modo autonomo attraverso i video che vedi su YouTube e sono ritornati a stare bene, ok? Quindi è importante che queste informazioni si diffondano il massimo possibile perché in Italia ne abbiamo veramente tanto, tanto, tanto bisogno. Uno su cinque italiani soffre di dolori persistenti, non ha un trattamento adeguato alla sua problematica. Se soffri di dolori persistenti, in particolare cervicale e mal di schiena, sono sicuro che questo percorso sia per te. Se soffri di altre problematiche, magari ansia, problemi digestivi, fatica cronica, lì puoi sempre candidarti per capire se noi siamo per te. Eh, Ovviamente non c'è nulla da spendere per la candidatura, faremo una chiacchierata e capiamo un attimo la situazione in cui ti trovi e poi vediamo se riusciamo a assisterti in qualche modo. Ok? Per adesso è tutto. Grazie per essere arrivato fino a qua. Guardati i video nel mio canale e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao.